Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli! Ademola Lookman sta attraversando un periodo di tensione all'Atalanta. L'esterno nigeriano, uno dei punti di forza della squadra nelle ultime stagioni, è sempre più vicino alla partenza, ma la sua partenza non sta procedendo senza intoppi. Il Napoli è molto interessato a ingaggiarlo e ha presentato un'offerta che soddisfa quanto promesso dalla stessa società bergamasca al giocatore. Tuttavia, nonostante l'accordo precedente, l'Atalanta ha deciso di frenare la trattativa. Lookman nervoso. La sua partenza dall'Atalanta è complicata nonostante l'offerta del Napoli. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Lookman, il club gli aveva assicurato all'epoca che, se avesse ricevuto un'offerta equa, lo avrebbe lasciato andare senza problemi. Molti club hanno mostrato interesse per me in passato e ho sempre deciso di restare per lealtà. Ma sia io che il club eravamo d'accordo che se avessi ricevuto un'offerta equa mi avrebbero lasciato andare, ha scritto il giocatore in una lettera aperta sul suo account Instagram. Ora si sente deluso dal fatto che il consiglio di amministrazione non abbia rispettato l'accordo e abbia dovuto richiedere formalmente il trasferimento. Il giocatore ha anche voluto chiarire che la sua intenzione non è mai stata quella di arrivare a questo punto. A suo dire, ha sempre cercato di agire con rispetto, mettendo al primo posto il club e i tifosi. Il suo desiderio era trovare una soluzione amichevole, ma dopo quelle che considera promesse non mantenute, non ha altra scelta che rendere pubblica la situazione. Lookman è stato determinante per i recenti successi dell'Atalanta, incluso lo storico trionfo in Europa League. Pertanto, molti tifosi non capiscono perché il club si rifiuti di negoziare con il Napoli, soprattutto considerando che esisteva già un accordo verbale. Ora la decisione è nelle mani del consiglio di amministrazione. Lookman ha chiarito di voler andarsene e di credere di meritarlo. Bisognerà aspettare e vedere se l'Atalanta cambierà idea o se le cose si complicheranno ulteriormente. Quel che è chiaro è che il futuro dell'attaccante nigeriano sembra lontano da Bergamo. Metti mi piace al video così YouTube ti notificherà dei prossimi video sul canale. Continua. 2 anni dopo il suo trasferimento da 50 milioni di euro dal Napoli al Bayern Monaco, la fortuna di Min Jae Kim sembra essersi invertita. Il difensore sudcoreano, schierato da Luciano Spalletti in Serie A, non è riuscito ad affermarsi in Bundesliga, in parte a causa di un fastidioso problema al tendine d'Achille. Le grandi aspettative riposte su di lui si sono scontrate con prestazioni deludenti e una crescente difficoltà a trovare un posto nella difesa bavarese, dove ora è considerato solo la terza scelta dietro Upamecano e sta nella gerarchia di Vincent Kompany. Il futuro di Kim è incerto, come riportato dal settimanale tedesco Kicker. Il Bayern Monaco vorrebbe venderlo, ma il suo alto stipendio scoraggia molti, compresi alcuni club sauditi inizialmente interessati. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le elevate richieste finanziarie del club tedesco per il suo trasferimento, che rendono difficile una soluzione rapida. Il difensore ha ancora un contratto fino al 2028, ma il club è disposto ad ascoltare offerte di trasferimento a titolo definitivo, in attesa di una proposta che soddisfi le proprie aspettative finanziarie. Qual è la vostra opinione, tifosi del Napoli? Voglio sentire la vostra opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie.